Candidature per il Veneto. Alla Camera i capolista sono Renato Brunetta e Giancarlo Galan. Al Senato il capolista è Silvio Berlusconi. Buonasera, ben ritrovati all'edizione regionale dei nostri telegiornali che apriamo con la politica perché il Popolo della Libertà ha chiuso ufficialmente le liste delle candidature per il Veneto. Allora andiamo a vedere che cosa ne è uscito, almeno per quanto riguarda i primi posti. Alla Camera, nella circoscrizione 2, il capolista sarà l'ex ministro Renato Brunetta, seguito da Valentino Valentini, uno dei collaboratori di Silvio Berlusconi. Terzo invece Maurizio Paniz. Questo per quanto riguarda la circoscrizione 1. Nella circoscrizione, riguardava invece la circoscrizione 2. Per quanto riguarda la 1, il capolista è Giancarlo Galan, seguito da Alberto Giorgetti, che è il coordinatore regionale del partito, e da Piero Longo, uno degli avvocati del Cavaliere. Andiamo a vedere adesso anche le scelte per quanto riguarda il Senato. Al Senato il capolista è Silvio Berlusconi e sarà così per tutte le circoscrizioni, seguito da Nicolò Ghedini, altro avvocato dell'ex capo del governo, terzo l'ex ministro del welfare Maurizio Sacconi. Per quanto riguarda appunto le liste, il PDL parla di un rinnovamento, di un forte rinnovamento. Sono circa 20 i sindaci e amministratori comunali, ci sono all'interno anche coordinatori provinciali e di grandi città del partito, e più del 30% riguarda la presenza femminile. Si dice anche che sono candidati espressione della società civile, imprenditori, professionisti, insegnanti e anche casalinghe e studenti. Ma per saperne di più abbiamo in collegamento Marino Zorzato, vice coordinatore regionale del Popolo della Libertà e anche vicepresidente della Regione del Veneto. Buonasera Zorzato. Buonasera a voi e chi ci ascolta. Allora Zorzato, alla fine avete partorito queste liste, davo adesso così il primo lancio di agenzia relativo al rinnovamento. Ecco, mi dice in cosa consiste concretamente questo rinnovamento, perché abbiamo visto i nomi, i primi capolisti, cioè erano nomi già noti insomma. Beh, noi abbiamo 24 parlamentari uscenti attualmente in carica. Se non vado male a memoria, perché poi mi pare che ne abbiamo 11 che possono essere rieletti, mi pare che questo sia più del 50%, di fatto non c'è. Chiaro che mi pare questo sia importante rispetto alla parola rinnovamento. Quindi vuol dire che se, come noi speriamo, la nostra pattuglia di eletti sarà uguale a quella del 2010, perché riteniamo di vincere tranquillamente al Senato il premio di maggioranza e siamo ottimisti in un recupero alla Camera, noi avremo matematicamente più, ancorché fossero tutti eletti gli altri uscenti, più del 60% di facce nuove in Parlamento. Mi pare che la cosa sia, comunque è un fatto matematico. Senta Zorzato, ecco, abbiamo detto appunto dei nomi dei capilista, si parla anche di imprenditori. Immagino che le liste le abbiate chiuse da poco, quindi non sono ancora complete le agenzie. Mi può dire qualche nome di imprenditore veneto che avete schierato? Allora, quello che a noi preme dire è intanto che abbiamo lavorato molto anche sui coordinatori provinciali, che sono coloro che hanno in qualche modo avuto il consenso dell'elezione di chi in qualche modo dà forza al Popolo della Libertà. E quando parliamo di imprenditori, noi non intendiamo gli imprenditori altisonanti che poi magari qualche volta vanno poco in Parlamento. Noi intendiamo i nostri imprenditori veneti, che sono quelli che hanno la piccola azienda, il piccolo artigiano e il commerciante, che ama la politica. Quindi ognuno dei nostri candidati ha una sua attività, o fa il professionista, ha una piccola impresa a casa, quindi non l'imprenditore col nome noto, certo, l'imprenditore con le mani in pasta, ecco, cioè quello che è... Al di là appunto di questo, ci dica pure i nomi, visto che comunque siamo in diretta e quindi non abbiamo ancora avuto modo di vedere le liste complete. I primi che le vengono in mente? Ma no, abbiamo 80 candidati, abbiamo molti candidati che adesso, io non voglio fare l'ombre di uno che è meglio dell'altro, no. Dico solo che abbiamo molti imprenditori, 20 sindaci in lista, 40 amministratori, come diceva lei, più del 30% che sono donne disponibili, gente che ha esperienza anche politica e amministrativa, ma che ha una sua professione, cioè non c'è nessuno, ovviamente, salvo qualche parlamentare uscente, che vive, come si dice, di politica.
tutta gente che viene da quella vera società civile che è passione politica, ma anche sindaco, amministratore, ma anche attività personale, cioè gente che sa tutte che ha queste esperienze. Senta, ecco, l'ultima cosa che le chiedo, visto insomma che si discute spesso di candidature calate dall'alto, eccetera, ecco, come potrebbe essere presa ad esempio questa candidatura del numero 2 nella circoscrizione 2 Valentino Valentini? Guardi, un candidato che fa vita di partito nazionale, che da sempre è eletto in Veneto, perché Valentino Valentini è eletto in Veneto, e questa è la terza volta che è eletto da noi, quindi di fatto è ritenuto nella logica di partito una persona che lavora con noi nella politica, per cui devo dire, e poi mettiamolo così, un candidato esterno di qualità ci può anche stare in un quadro di 75 altri candidati che vengono dal Veneto. Quindi l'altra volta avevamo quasi 6 o 7 candidati non veneti, questa volta uno ci può stare. Bene, ringrazio Marino Zorzato e buon lavoro. A lei, grazie, a chi ci ascolta, buona serata. Grazie a Marino Zorzato. Allora,